Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere intervenuti. Vi do il benvenuto da parte del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche che rappresento. Prima di tutto desidero fare dei ringraziamenti. Ringrazio tutti gli autori, tutti coloro che hanno collaborato al completamento di quest'opera. Inoltre ringrazio l'assessorato alla cultura della Regione Veneto, porto i saluti del consigliere Alberto Villanova, impegnato in un altro evento simile a questo. Ringrazio di cuore il sindaco e l'assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto perché per primi hanno creduto in quest'opera e ci hanno supportati. Grazie. Ringrazio anche tutti i nostri sponsor. Ecco qui. Banca Prealpi San Biagio, l'Anificio Botoli, dovrebbe essere in sala il titolare Roberto Botoli che ringrazio, Colonia Resort Ispa, le industrie Irinox, la Proloco di Vittorio Veneto, dovrebbe esserci il signor Antonio Sonego presidente, e il generale Arpad Erdeli in rappresentanza dell'Università per la Formazione Continua Ippolito Pinto. Inoltre saluto qui presenti Sua Eccellenza il Vescovo di Vittorio Veneto, l'Onorevole Scottà, l'Onorevole Darè, che però in questo momento ancora non vedo, dovrebbe arrivare, l'Onorevole Maurizio Castro, l'architetto Posocco, guardian grando della Scuola San Rocco di Venezia. Grazie per essere presenti. Ora passo la parola al sindaco Antonio Miatto per un saluto. Grazie. Facciamo questo? Sì. Buonasera a tutti, funziona, sì. Ben ritrovati anche questa sera. Molto spesso ultimamente mi è capitato di essere qui a presenziare quando valenti storici hanno portato le loro opere e resto meravigliato. Non voglio innanzitutto entrare nei contenuti che saranno ampiamente, credo, delucidati poi, ma voglio rendervi partecipi di un problema che ho, nel senso che non riesco a spiegarmi come mai una città come Vittorio Veneto possa riassumere in sé tante figure di ricercatori storici che topi di biblioteca lavorano in modo indefesso a cercare, trovare, approfondire e poi pubblicare tante notizie relative alla storia della nostra città. Non posso che essere quindi felice di essere sindaco di una città così ricca di storia, ma anche di chi la storia la cura, la ricerca e poi ci pubblica sopra questi lavori. Non molto tempo fa eravamo giusto qui sotto a presentare un'altra opera monumentale, frutto della giusta posizione di decenni di studi scientifici fatti sulle vicende storiche delle nostre plaghe, di Vittorio Veneto soprattutto, di Celle del Serravalle, e oggi abbiamo un'altra opera monumentale che arriva e forse senza rinunciare alla scientificità dei contenuti, in modo più discorsivo, più affabulante, avvicinerà molta più gente a quella che è la storia nostra. Io quindi ringrazio il Circolo di Ricerche Storiche per tutto quello che fa, per tutto quello che ha già prodotto e soprattutto per questa opera che ci regala oggi. Grazie. Ecco, l'opera che presentiamo oggi nasce dalla volontà di celebrare il 40° anno della fondazione del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, che è nato il 6 aprile del 1981 e da quel lontano giorno molte cose sono state fatte, 15 convegni di ricerca storica con relativa pubblicazione degli atti puntuale entro l'anno del convegno stesso. Inoltre molte altre pubblicazioni e del tutto recentemente, grazie alla collaborazione con associazioni del territorio, con le scuole,
con un più vasto pubblico che raggiungiamo anche attraverso i media più utilizzati, tutto questo fa del circolo, a nostro avviso, un fiore all'occhiello della città. Ecco, con questo rinnovato spirito ci siamo apprestati a scrivere la storia di Vittorio Veneto e l'abbiamo dedicata alla città. È un libro importante, cui hanno collaborato 15 soci del circolo e altri 30 studiosi esperti delle varie materie. È scritto per articoli, 85 per la precisione, e coprono la storia cittadina a 360 gradi. Quindi abbiamo preistoria, archeologia, storia politica, militare e religiosa, storia dell'arte, della letteratura, dell'economia, linguistica, personaggi illustri, tradizioni, focus sui borghi e molto, molto altro. Bene, il volume innanzitutto è rivolto al vasto pubblico, questo va detto. Quando ragionavamo ancora a costruire questo studio, abbiamo deciso di rivolgerlo al largo pubblico proprio, in modo che tutti potessero avere accesso a quest'opera. Quindi il linguaggio utilizzato è un linguaggio di tipo giornalistico. Abbiamo rimosso i tecnicismi, intendete cosa voglio dire, abbiamo aggiunto i cosiddetti apparati, quindi bibliografia ragionata, bibliografia essenziale, abbiamo aggiunto, c'è l'indice generale, ma soprattutto c'è l'indice onomastico, utilissimo per andare alla ricerca subito di che cosa si vuole trovare. I curatori dell'opera sono 3, Giuseppe Palugan, Giovanni Tomasi e la sottoscritta, per chi non mi conosce, Silvia Della Coletta. Ecco, insieme ci siamo prodigati in questi 30 mesi di intenso lavoro per curare i testi, curare le immagini e curare ogni particolare. E quel che ne emerge dalla lettura di questo testo, ci confermerete quando avrete modo di leggerlo, è il profilo di una città di considerevole prestigio. È la città del doppio, così come con una bella intuizione nel lavoro di Maurizio Castro sulla storia politica del Novecento emerge questa città del doppio. Poi è una città che ha un territorio estremamente vario, si va dalla cima del Monte Visentin a 1763 metri e poi giù fino ai pascoli di Veglia. È un territorio che ha una tradizione di passaggio nord-sud attraverso la stretta di Serravalle che collegato da sempre nei secoli il mondo mediterraneo al mondo transalpino. E di là sono passati uomini, sono passate merci, ma soprattutto sono passate idee, è passato il pensiero. E poi c'è un'immigrazione qualificata, cioè questa città ha saputo attirare un'immigrazione davvero qualificata, fatta di artisti, artigiani abilissimi, letterati, imprenditori, che qui sono stati accolti, qui si sono integrati e qui poi si sono riconosciuti vittoriesi. Ecco, diciamo che questo lavoro si differenzia da molti altri per la mole di novità che porta, di inediti che porta. Veramente aggiunge tanta aria nuova, tante novità a quanto si sa sulla storia della città. Io qui cito alcuni dei lavori senza pretesa che questo sia un elenco esaustivo. Per esempio i lavori sull'insediamento romano nel Cenedese, ce ne sono più di uno, o ancora la situazione politica e sociale nei secoli XII e XIII, fondamentali, ma poco studiati, poco conosciuti. Ancora la saga dei da Formeniga, una famiglia sconosciuta ai più, ma seconda solo ai da Camino in quest'area per quei tempi. Restauri della Torre di Veglia di Sant'Andrea di Bigonzo sono 2 articoli dell'architetto Nassuato che porta novità in campo archeologico. E poi i grilli gotici scoperti da Emanuela Ruggio, che è l'autore di questo articolo, a Palazzo Giustiniani, Palazzo del 400.
È svelata in questo l'identità del famoso Tiziano da Ceneda, personaggio importante dell'anabattismo cinquecentesco italiano. Ancora vengono portate delle novità, si aggiungono cose nuove su due manifatture locali che hanno reso famosi i nomi di Ceneda e Serravalle nel mondo, e sono le campane e le spade. Ancora, ecco, questo è un tributo che Giovanni Tomasi fa alle donne vittoriesi. Sono una trentina di donne vittoriesi che hanno lasciato il segno. È molto, molto toccante anche. Poi c'è la vita e l'opera di alcuni vittoriesi da non dimenticare, persone che hanno contribuito, ma veramente molto, a costruire e a rendere importante questa città. Portano il nome di Vittorio Veneto. Ecco, questo è un lavoro che parla di tutto ciò che è stato intitolato alla città. E allora sono navi militari, sono scuole, sono rifugi alpini. Ancora le strutture militari austriache esistevano, ma quasi nessuno sa che ci sono state durante il tempo dell'occupazione. I borghi della città. Allora sono 9 i principali che conosciamo, Cozzuolo, Formeniga, eccetera, ma ce ne sono una settantina di nuclei più piccoli insediati, ecco, il sindaco mi dice di sì, conferma, all'interno, diciamo, di questi 9 borghi principali. Allora, la presentazione dell'opera è affidata al professor Canzian per la parte medievale e alla professoressa Elisabetta Novello per la parte moderna. Entrambi sono del Dipartimento di Storia dell'Università di Padova. Io concludo con questa frase che trovate anche nella mia presentazione proprio all'inizio del libro. La storia di Vittorio Veneto è qui scritta fedelmente, è la nostra storia e ci è familiare. E nell'intenzione del circolo quest'opera deve trasmettere ed esportare ovunque il messaggio autentico e vivo di quella vittoriosità che portiamo con noi, che ci viene riconosciuta e che da secoli conta nel nostro paese e nel mondo amici e ammiratori fedeli. Vi ringrazio. Eccolo qua, sì, perfetto. Adesso? Benissimo, allora grazie per averci invitato a questa presentazione. Beh, innanzitutto io comincio col complimentarmi perché il volume, anche solo a guardarlo, devo dire la verità, si fa intuire l'impegno che è stato messo, insomma, nella realizzazione. Mi sembra che sia un volume che ha l'ambizione di riunire anche i fili dispersi di una ricerca storica distribuita nell'arco di molti secoli forse, no? E che non erano mai stati davvero raccolti in una sintesi a disposizione di tutti. La scelta anche di cercare di rendere il volume il più scorrevole possibile mi sembra una scelta molto azzeccata e mi auguro che troverà il riscontro che i curatori e i collaboratori di questo volume sperano che il volume avrà. Insomma, ecco. Devo dire che presentare il volume non è semplicissimo, come potete immaginare, perché i contributi sono davvero tanti, insomma, come abbiamo sentito, e i fili che è possibile seguire all'interno di questo lavoro sono numerosi, sono fili che a volte si intrecciano, a volte divergono, no? La storia dell'arte incrocia la storia economica può incrociare la storia sociale, insomma, e così via. Quindi davvero, insomma, è un volume da questo punto di vista estremamente ricco e che consente di fare dei percorsi anche interni, se uno vuole, insomma, scegliendo accuratamente le cose da leggere. Anche noi questa sera faremo così, ve lo dico subito, è impossibile pensare di presentare tutto il volume e tutti i molti testi che ci sono qui dentro, e quindi abbiamo scelto delle strade, delle piste, appunto, che siano un po' più congeniali a entrambi. Cioè, io mi occupo di storia medievale e quindi parlerò soprattutto di questa parte, insomma, del volume. La mia collega Elisabetta poi si presenterà da sola, insomma, per cui però insomma, è più una contemporaneista, è un'esperta di storia economica e quindi giocheremo su questi due piani e vogliamo cercare anche di giocarlo in maniera un po' dialogante, ecco.
io gioco un po' in casa perché io sono cenedese di origine, nel senso che sono nato a Oderzo, insomma, che è come dire, la madrepatria forse, no, della diocesi, e quindi mi sento un po' più in casa forse della mia collega Elisabetta, ecco, da questo punto di vista. Ecco, quindi questo, insomma, abbiamo pensato di rivolgerci delle domande reciproche in maniera da vedere se... Sveli il segreto così. Sì, un po' lo svelo, scopro le carte, diciamo. Le carte. Scopro le carte. Allora mi unisco anch'io ai complimenti per gli autori e anche e soprattutto per i curatori, perché immagino non sia stata un'impresa semplice quella di gestire appunto 85 articoli, più di 30 autori, e davvero insomma i percorsi che, come già Dario ha detto, si possono seguire sono numerosi e davvero interessanti. Per me è stato anche un ritorno alla storia locale che da un po' di anni avevo abbandonato, perché ovviamente si parla sempre più di globalità e quindi si cercava anche all'interno dell'università, dell'accademia, di avere degli sguardi un po' più ampi, aperti appunto al globale, e un po' si era perso, quindi avevo perso io insomma l'attenzione per quello che può essere invece una storia profonda, una storia che arriva fino alle singole personalità e gli uomini che questa storia hanno fatto. Però ho scoperto anche questa storia di Ceneda da una parte, Serravalle dall'altra, e cominciamo quindi a capire un po'. Capiamo qual è il ruolo di Ceneda nell'ordinamento in particolare che assume l'Italia nord-orientale, in questo caso nell'Alto Medioevo. Professor Canziani. Sì, grazie della domanda. Allora, sì, è il punto di partenza in qualche modo, no? Perché... Ceneda, partiamo da Ceneda. Allora, una cosa da dire è, Vittorio Veneto è Ceneda e Serravalle, naturalmente. Il tema del doppio, no? Diceva Silvia prima, è curioso perché è il doppio, ma anche, oramai direi che queste due identità si sono fuse, ma se noi risaliamo ai primi secoli, all'età antica, dobbiamo parlare di due centri distinti. E appunto Ceneda è il primo di questi due centri che viene nominato, e viene nominato, le prime testimonianze risalgono alla seconda metà del VII secolo. La prima forse è una citazione in greco, Kenetas, cioè Ceneda, nominata da uno storico bizantino che si chiama Agazia, che parla di eventi bellici della seconda metà del VI secolo, un capo lamanno che si rifugia qui. E contemporaneamente, quasi contemporanea, è la citazione di Venanzio Fortunato, il poeta rettore nato a Valdobbiadene, che parla appunto di questo luogo. In realtà la nascita di Ceneda come capoluogo, diciamo così, come centro attorno a cui ruota la vita di un territorio, risale all'età longobarda sostanzialmente, ed è il segno di un grande spostamento di un asse politico, no? Il fulcro del territorio tra Piave e Livenza in età romana era Oderzo, l'ultimo baluardo bizantino, e poi in realtà questo fulcro si sposta più a nord e viene scelta Ceneda, probabilmente per la sua posizione strategica da parte dei Longobardi. Perché viene fatto questo? Probabilmente perché appunto c'è la stretta di Serravalle ed è un punto strategico per verificare e controllare i passaggi lungo una lunga via di transito. Torna molto spesso nel libro questo tema, no? Anche nei capitoli dedicati, ad esempio quelli della spada, dedicati ai commerci, no? Ai traffici, si vede l'importanza fondamentale di queste vie di comunicazione e di transito. Si decide di far coincidere il capoluogo, diciamo così, civile, la sede del Ducato di Ceneda, con il capoluogo ecclesiastico. Si trasferisce la sede vescovile da Oderzo a Ceneda. All'origine di questo trasferimento c'è un documento che viene trattato in maniera diversa dagli storici, anche questo libro, a dire la verità, è trattato in maniera diversa, ed è il Placido Liutprandino, cosiddetto del 743, su cui si è detto molto, perché è sicuramente un Placido interpolato, ci è giunto in una copia molto posteriore, e però, per dire Massimo Gusso, nelle fonti storiche dal tardo antico all'alto medioevo se ne occupa, però lo liquida
ritiene insomma che non sia un testo valido. Invece Giovanni Tomasi, che è qui presente, pensa che una parte di questo testo sia credibile, anch'io credo che una parte sia valida. E ci dice appunto di questo, ci parla di questo trasferimento di sede e della nascita di questo capoluogo fondamentalmente. E da questo momento in poi, di fatto, dall'età longobarda in poi, Ceneda diventa il centro del territorio tra Piave e Livenza. E lo resterà molto a lungo, cioè lo resterà fino a che non emergerà un centro concorrente che sarà il centro di Conegliano e lì allora la dinamica politica in tutto questo spazio cambierà. Ecco, però appunto nasce la Chiesa cenedese, nasce la gloriosa Chiesa cenedese di cui qui abbiamo l'ultimo esponente ed è una storia, comincia una storia davvero ricca di eventi, ricca di sfumature, ricca di fatti, diciamo così, entusiasmanti, ricca di fatti anche negativi, se così vogliamo dire, ma che ha appunto nella chiesa di Ceneda il suo centro. Ed guardate, è una cosa molto importante questa, perché come è stato messo in luce in molti di questi saggi, insomma, di fatto, la presenza del vescovo fa di un centro una città. Cioè, per tutto il Medioevo non si può parlare dell'esistenza di una città se questa città non ha il vescovo. Cioè, ciò che fa di una città una civitas è la presenza del vescovo. Questo è un elemento che nel caso di Ceneda peraltro ha un rovescio della medaglia, cioè esiste il vescovo a Ceneda, ma la città esiste davvero? Ecco, su questo purtroppo le testimonianze che abbiamo per l'Alto Medioevo sono molto rare e quindi è davvero difficile ricostruire questo quadro. Non sappiamo bene come sia stata gestita questa città dopo i Longobardi. Silvia Dracolletta ha scritto un saggio sulla presenza dei Goti, dei Longobardi, dei Franchi e poi del Regno d'Italia, cioè fino al X secolo. E davvero abbiamo pochissime testimonianze e ricostruire una storia è estremamente complesso. Però di fatto la presenza vescovile non si può ignorare. Tutte le volte che si cercherà poi di spostare la sede vescovile da qualche altra parte, ritenuta più degna, ci sarà sempre la ferma opposizione della Chiesa, che non vuole che la sede vescovile cambi, la sede vescovile deve restare a Ceneda. E quindi questo è un marchio, diciamo così, che resterà per sempre. Ma noi parliamo di questa bipolarità, no, tra Ceneda e Serravalle. Possiamo individuare delle origini, delle caratteristiche specifiche di questa bipolarità già in epoca medievale? Allora, la bipolarità, sì, la bipolarità è un tratto fortemente connotante, no? L'abbiamo detto a diverse riprese. Quando si forma questa bipolarità? Si forma quando nasce Serravalle. Quando nasce Serravalle, sostanzialmente possiamo dire che, come insomma, si vede insomma, in diversi dei saggi, no? Ma in particolare in quelli dedicati espressamente a Serravalle, che adesso vi vado anche a dire, non so, per esempio Serravalle in età veneziana, ma anche prima, no? In realtà Serravalle nasce nel XII secolo di fatto e nasce per l'azione dei Da Camino. Ai Da Camino ho dedicato un saggio di Massimo della Giustina in questo volume. Massimo della Giustina si è occupato dei Da Camino di recente in un importante libro dedicato all'ultima fase della storia di questa famiglia, che è quella peraltro meno conosciuta e sempre più trascurata, ma molto interessante perché il declino di una famiglia è interessante almeno tanto quanto la parabola ascendente. E dicevo, i Da Camino individuano nella chiusa di Serravalle un punto fondamentale per insediare un loro castello. E da questo castello nascerà un centro che effettivamente gli autori che si sono occupati di Serravalle definiscono città, e definiscono città da un certo punto di vista anche in maniera corretta. È un modello di sviluppo di città che è frequente oltre Alpe, cioè la nascita di una città a partire da un castello, che ha degli esempi anche nel territorio al di qua delle Alpi, e nel Veneto in particolare Serravalle, appunto Conegliano, Bassano,
E a Serravalle forse si parte, diciamo così, un po' più lentamente, un po' in ritardo rispetto a centri più noti, come ad esempio quello di Conegliano, appunto quello di Bassano stessa, ma poi il centro decolla. Decolla e, come dimostra appunto, come vi dicevo, Irene Spada, di fatto diventa una città. Dal castello di cui parla Vedana nel saggio, no, con un disegno anche, con una ricostruzione anche, diciamo così, molto dettagliata, no? Se voi andate a vedere la mappa si vede proprio come il castello fosse costruito per bloccare perfettamente la valle. Cioè c'è il castello e il giro delle mura che chiudono la chiusa. Ma poi da questo nascono i borghi di cui si parlava prima, no? Nascono i borghi e in questi borghi si insediano delle fiorentissime attività. Ed è uno schema tipico delle città tedesche che hanno il suffisso Burg vuol dire castello in tedesco, no? E sono città appunto nate a partire da un castello. Ed è curiosa questa cosa, perché da una parte c'è la sede diocesana, no? A Ceneda, che conosce uno sviluppo molto minore da questo punto di vista, bisogna dirlo, no? Il vero cuore pulsante di questo territorio, dal punto di vista economico, è Serravalle, di fatto. E dall'altro, appunto, c'è questo centro che per un po' che rimarrà distaccato fino all'Unità d'Italia, di fatto, da Ceneda, ma nella quale si può assistere davvero alla crescita e allo sviluppo di un fenomeno urbano, insomma, a tutti gli effetti. Quindi sì, la bipolarità nasce nel XII e XIII secolo e si ricomporrà soltanto in età contemporanea. Ma com'è questa società? Come sono i canadesi, i cenedesi e i serravallesi? Non ancora. Cioè, come la vita, la quotidianità, insomma, come si sviluppano questi borghi? Allora, parlare della società medievale cenedese non è una cosa, anche questa, molto, molto semplice, insomma. Dunque, dobbiamo dire che quella che si vede nel XII e XIII secolo è una società tipicamente feudale, no? Lì me ne sono occupato un po' io, insomma, nel volume, ma insomma si vede anche in altri saggi naturalmente. È una società in cui esiste una componente forte rappresentata da quelli che ho chiamato i signori della guerra, e su tutti i signori della guerra del contesto cenedese spiccano i da Camino, che sono la famiglia più importante tra Piave e Livenza, che però, diciamo, sono contornati e in qualche maniera sono affiancati anche da tutta una serie di altre famiglie. I da Formeniga, a cui è dedicato un testo specifico a cura di Giovanni Tomasi, sono davvero una famiglia, i secondi in classifica, diciamo così, no? Se i caminesi sono censiti alla fine del XII secolo per un patrimonio di 15.000 lire, abbiamo una sorta di dichiarazione dei redditi, diciamo, della fine del XII secolo, e da Formeniga sono i secondi distanziati, ma con le loro 3.000 lire sono comunque una famiglia di tutto rispetto. E come è stato dimostrato appunto da Giovanni Tomasi, sono una famiglia che piazza i propri uomini non soltanto nel contesto locale, ma in un contesto molto ampio. Per esempio, uno di questi da Formeniga va a fare il podestà di Verona. Sono presenti in tutti i momenti importanti della vita del comune di Treviso e possiedono un grande castello. Un castello che è considerato il più grande probabilmente di tutto questo territorio. Oggi è rimasto qualche cosa, credo, ma non se ne ha un'idea di quanto grande potesse essere. E la parabola di questa famiglia però finisce presto, perché già negli anni 70 del XIII secolo si vede che il castello viene diviso, viene frazionato tra diversi proprietari. E poi negli anni 80 c'è quella che Giovanni Tomasi ha definito la catastrofe, e cioè il fatto che alcuni di questi membri di questa famiglia vengono condannati per eresia. Cioè,
Non sappiamo in che tipo di eresia fossero incorsi, ma di fatto questo porta alla rovina la famiglia. Quindi, ecco, famiglie, come vi dicevo, di signori della guerra, ma anche al di sotto di questo livello, diciamo, c'è tutta un universo, diciamo così, tumultuoso in cui ci sono dentro piccoli proprietari terrieri, piccoli e medi proprietari terrieri, ma anche artigiani, mercanti, insomma una società estremamente vivace. No? Una società estremamente vivace che dà vita per esempio a un suo comune. No? Alla fine del XII secolo noi troviamo che esiste un comune di Ceneda e questo comune tratta in qualche maniera direttamente con il comune di Treviso. Io ho identificato nei 20 anni, tra il 1183 e il 1203, i 20 anni decisivi della storia di questo centro, perché sono gli anni, i 2 decenni nel corso dei quali progressivamente matura l'ingresso di Ceneda nella sfera politica trevigiana, e da cui poi di fatto non uscirà più fino al 1337, quando Ceneda diventa veneziana. Vi dicevo, quindi sono famiglie che sono a un certo punto anche capaci di proporsi come comune, no? e di sottoporsi al controllo trevigiano, sono famiglie di notai, famiglie di mercanti. C'è poi la componente ecclesiastica molto importante. A Ceneda esiste il vescovo e esiste l'altra grande struttura parallela a quella del vescovo, che è il capitolo della cattedrale. Il capitolo della cattedrale riunisce sostanzialmente, semplificando, i sacerdoti che celebrano messa all'interno della cattedrale. E sono esponenti sempre di grande rilievo della società locale, insomma, no? Sono famiglie che hanno per un verso uomini che sono cavalieri, combattenti, ma anche altri che sono all'interno delle strutture religiose. E si vede che il vescovo e il capitolo della cattedrale hanno molti vassalli e molti servi. E c'è una vicenda interessante di un servo che era notaio, pensate, cioè sono delle cose curiose che solo il Medioevo ci dà. Era andato a fare il notaio a Treviso per un certo numero di anni e non aveva più voluto giurare la fedeltà da servo, perché si chiedeva il giuramento di fedeltà, e lui dice: io da servo non giuro più perché ho fatto il notaio per tanti anni a Treviso, non sono più servo. E su questo c'è un processo della fine del XII secolo, bellissimo, devo dire la verità, cioè scusate, ma ognuno ha i suoi gusti. Io ho trovato bellissime queste deposizioni di fine del XII secolo, in cui lui ricorda la sua vita di prima di diventare servo, che lavorava presso la mensa dei capitoli della cattedrale e lo chiamavano Brunus Porcus, cioè, perché era sporco probabilmente. E poi forse lì lo fanno studiare, cioè i canonici forse lo vedono che è intelligente, gli insegnano a leggere, a scrivere, tant'è vero che diventa notaio. E poi però non vuole più fare il servo, effettivamente. E però nelle deposizioni lui ci dice che i servi potevano andare presso la canonica e ad facere spisam, cioè a fare la spesa sarebbe la traduzione letterale, cioè eventualmente se avevano bisogno potevano trovare lì chi dava loro qualche cosa, insomma, effettivamente. Uno si lamenta che pur essendo stato offeso da un altro tipo, no? Non ha ricevuto la giusta difesa giuridica dal Gueccerone da Camino, che era l'avvocato dei canonici, e quindi doveva difendere anche i servi, quindi avevano in qualche maniera una sorta di tutela giuridica. Nonostante questi vantaggi, lui non vuole giurare da servo e non giura. Poi non credo che ci sia la sentenza conservata e quindi non sappiamo come sia andata a finire. Però ecco, vedete, è un mondo estremamente vivace, no? La parte feudale, potremmo dire che questa è la parte feudale, semplificando, i signori della guerra, la parte ecclesiastica, no? I canonici, il vescovo, che sono anche grandi proprietari fondiari di fatto, no? Hanno terre, castelli, il castello di Sernaglia per dire era di proprietà del vescovo, e dal 1307 il castello di il castello di Porto Buffolè prima, e dal 1307 lo vendono da Camino, scusate. Ecco, e poi appunto, come vi dicevo, notai, mercanti, artigiani, e questi
da un certo punto di vista forse non hanno quel margine di manovra che possono avere le grandi figure della vassalità o i grandi signori del territorio, e tuttavia è con questi che il comune dominante di Treviso preferisce interfacciarsi da un certo punto di vista, perché li può controllare più facilmente, ma tutto sommato da questi possono anche, come dire, anche questa componente della società può ricavare dei vantaggi dal fatto di interrellarsi rispetto alla città dominante. Quindi un universo molto complicato, molto complesso, come tu l'hai definito prima, tumultuoso. Sì. E hai parlato spesso, hai usato spesso la parola parabola, no? Ma c'è anche quest'altra parabola che porta questo territorio nell'orbita veneziana. Sì. Allora, la parte, diciamo così, più medievale si chiude con la parte veneziana, insomma, effettivamente, con il lungo periodo veneziano a cui sono dedicati diversi saggi. Penso ad esempio a Ceneda in età veneziana di Silvia della Colletta, e poi, come dicevo, ai saggi di Irene Spada, ma anche, ecco, questo libro è fatto in questo modo: ci sono dei capitoli più lunghi, diciamo così, e poi ci sono degli affondi, no? Delle fotografie su singoli aspetti, per cui, per esempio, c'è un intervento di Massimo della Giustina sugli statuti che sono promulgati di fatto tra la fine dell'età trevigiana e l'inizio dell'età veneziana, sull'arte, no? Sulle grandi opere d'arte che vengono realizzate nel passaggio da un'età all'altra, come ad esempio il celebre monumento funebre di Rizzardo da Camino, che si trova nella chiesa di Santa Giustina di Serravalle, insomma, no? Che credo tutti conoscerete. Ecco, sì, l'arte è un altro elemento di cui ho parlato poco, forse, ma anche qui troverete ampio materiale, insomma, no? Ecco, vi dicevo, l'approdo all'età veneziana. L'approdo all'età veneziana è curioso, e anche questo davvero paradossale per certi aspetti. Di tutto il territorio di Treviso, quello cenedese è il primo a finire sotto l'orbita legida veneziana. E ci finisce perché è il vescovo di Ceneda stesso, il celebre, o forse famigerato, Francesco Ramponi, un bolognese che si era insediato a Ceneda, che è rimasto a Ceneda per molto tempo, per più di 20 anni, e che nel momento in cui si estingue un ramo dei Caminesi e si pone il problema della successione, diciamo così, sulle terre, insomma, sui castelli di questi Caminesi, si fa avanti, di fatto rivendica la superiorità feudale su tutti questi beni e pensa poi, per ovviare alle contestazioni dei Caminesi che erano rimasti e che rivendicavano a loro volta questa eredità, pensa di mettersi nelle mani di Venezia, cioè di fatto dà questi beni a Venezia e Venezia glieli restituisce in forma feudale, no? Ne viene fuori una causa di cui si sono conservati anche qui gli atti. I processi per me sono bellissimi e quindi scusate se mi capita di citarli spesso. Una lunga causa che sembra i Caminesi abbiano vinto, ma di fatto questa piega data alla storia di Ceneda rimane una piega definitiva. Da questo momento in poi Ceneda e Serravalle passano nelle mani di fatto della Repubblica di Venezia. E non è peraltro, come viene dimostrato sia da Silvia della Colletta sia da Irene Spada, non è una permanenza così tranquilla. Cioè ci sono molti momenti in cui questo approdo veneziano viene in qualche modo messo in discussione. E il primo problema qual è? È che il vescovo si dà a Venezia, ma il vescovo, che aveva cominciato a chiamarsi dalla fine del 200 vescovo conte, intende comunque preservare la sua autonomia, il suo margine di manovra. Diventa un piccolo principe, per usare un'espressione di un saggio famoso, un libro famoso di uno studioso veneziano, si chiama Sergio Tamperetti. Pretende di comandare su un piccolo territorio di 53 km quadrati, fatto dall'area dall'attuale Vittorio Veneto e i borghi circostanti. Cosa vuol dire governare? Vuol dire esercitare la giustizia, riscuotere le tasse, no? E i veneziani si trovano ad avere a che fare con una presenza piuttosto ingombrante da questo punto di vista, e quindi i momenti di attrito sono molti. E fino a che all'inizio del Seicento Sarpi, il celebre Paolo Sarpi, che si trova a gestire la cosa,
decide che i veneziani hanno ragione, ma ancora i vescovi non si rassegnano, no? Continuano a recare il titolo di vescovo conte fino al 1768, quando Venezia si stufa e basta, cioè da questo momento in poi il vescovo di Ceneda non è più conte. L'inquietudine, diciamo così, cenedese viene fuori forse anche dalla presenza, si può intuire forse anche nella presenza degli eretici. Abbiamo già visto il caso da Formeniga, no? Però c'è anche il caso degli anabattisti, a cui Silvia prima ha fatto riferimento e che vengono affrontati nel volume, nella parte dedicata alla storia della Chiesa. E gli anabattisti, con questa figura di Tiziano, a cui non lo sapevo ma ho scoperto è ispirato il personaggio protagonista di Q, il celebre, un libro che è stato un romanzo che ha avuto molto successo, insomma, pubblicato da Luther Blissett, che in realtà è un consorzio di 4 scrittori, uscito per Einaudi qualche anno fa. Ecco, la comunità di anabattisti più forte del dominio veneziano probabilmente è stata proprio quella cenedese, perché forse per la presenza, per i contatti intensi tra quest'area e l'area tedesca e per la presenza costante a Ceneda di molti tedeschi anche, no? Effettivamente. Quindi sì, ecco, quindi si approda al Commonwealth veneziano, come si è detto, ma tutto sommato con molte fibrillazioni. Ecco. Bene, grazie. Un'ultima cosa, sui tedeschi volevo solo dire, c'è una parte di storia economica molto rilevante e che parla molto di queste immigrazioni, no? La presenza di bergamaschi per esempio è molto importante. La presenza della comunità tedesca è importante, ci sono molti cognomi, mi permetto qui di ricordare soltanto una figura che è quella di Enrico Opoker. Enrico Opoker, che ha nel cognome la traccia di questa immigrazione, diciamo, tedesca nell'area di Vittorio Veneto. Enrico Opoker, che è stato professore di storia di filosofia del diritto a Padova per tanti anni, rettore dell'Università di Padova tra il 68 e il 72, e io spero che nelle celebrazioni che l'anno prossimo si faranno per gli 800 anni della storia della nascita dell'Università di Padova verrà ricordato, rettore vittoriese, rettore dell'Università di Padova in quel quadriennio così difficile per la storia italiana, e come rettore ha dovuto subire anche un attentato al suo studio nel 69 da parte degli estremisti di destra neofascisti di Padova, lui che era stato azionista e anche aveva collaborato attivamente con la Resistenza. Insomma. Sì. Grazie. Allora, quindi siamo arrivati, diciamo così, alle soglie della modernità o della contemporaneità, se così vogliamo dire, e quindi all'età dopo la Serenissima. Ecco, e allora io, Elisabetta, ti chiedo di dare qualche linea su questo periodo post-Serenissima. Allora, innanzitutto purtroppo mi scuso perché io non farò riferimento ai singoli autori, mi dispiace in parte, però in parte perché anche ho letto questo testo proprio come fosse quasi un'opera davvero corale. Cioè, mi sono quasi dimenticata dei singoli autori, no? L'ho letta proprio nella sua continuità e a volte infatti mi dicevo ma questa cosa forse questo evento l'ho già letto prima, ma certo perché era in un altro saggio, no? E quindi forse ho apprezzato anche proprio la capacità sia dei curatori ma anche degli stessi autori di costruire davvero una storia corale, no? Quindi ritrovare anche lo stesso evento magari riportato in saggi diversi in realtà lo arricchiva perché era contestualizzato in modo diverso, con una maggiore attenzione magari all'aspetto economico piuttosto che a quello sociale, e quindi anche ritrovarlo non era la ripetizione, no? per dire, ma era un rivederlo e rileggerlo sotto un altro aspetto. Allora siamo arrivati all'Ottocento. Effettivamente con l'Ottocento, con la fine, insomma con la caduta di Venezia, ci troviamo in una situazione in cui
Più autori riportano questa stessa simile espressione, cioè la rottura di un plurisecolare equilibrio, un equilibrio che era politico, che era sociale, che era economico, ma era un equilibrio che era strettamente tenuto, cioè mantenuto tale proprio dalla Repubblica di Venezia. Quindi si rompe qualcosa e cambia soprattutto in cosa? Cambia la proprietà della terra, quindi un po' il mio occhio sarà soprattutto puntato verso gli aspetti economici, ma sono anche quelli che in realtà ho trovato evidenziati molto anche in questa parte. Quindi cambia la proprietà della terra e come sappiamo quando cambia la proprietà della terra, soprattutto in società che sono molto legate al settore primario, all'agricoltura, vuol dire molto per una società. Emergono però parallelamente, lo vedremo nel corso dell'Ottocento, già erano in nuce come abbiamo capito e visto in età medievale, ma emergono nuovi settori industriali in questa prima fase dell'Ottocento che poi si aumenteranno sempre più. E si forma una nuova classe sociale, da una parte un ricco notabilato che si riprende un po', insomma, dopo essere stato schiacciato per molti anni dalla Repubblica, e inizia ad emergere anche un nuovo ceto borghese. Un nuovo concetto di Stato, un nuovo concetto di società che comincia lentamente a formarsi. E si parla, e questo è un termine anche questo che trovo in vari saggi, un'espressione un po' particolare, un rimescolamento. È un termine che non so, forse anche tu Silvia hai sentito, ma all'inizio mi suonava un po' particolare, dico ma che cosa si intende? Però alla fine capisco che forse è il termine più corretto per indicare proprio le persone sono le stesse, rimangono le stesse, la società è la stessa, però cambiano rapporti, cambiano privilegi, cambia appunto come dicevo prima la proprietà, cambia un po' proprio i legami anche tra le stesse persone che da secoli erano inalterati, quindi a un certo momento c'è quasi come un terremoto, no, in questa società e tutto si rimescola. E si parla di lungo Ottocento, no, che vede nascere proprio, arriverà la nascita anche della stessa Vittorio prima, Vittorio Veneto dopo, e quindi anche alla fusione, ma di cui magari parleremo dopo. C'è anche un'accusa però nei confronti di questi due nuovi ceti che vi dicevo emergere, da una parte il notabilato e dall'altro il ceto borghese, perché sono comunque un po' troppo, forse, almeno da quello che emerge dai saggi che ho potuto leggere, guidati dalla ricerca di una ricchezza un po' immediata, un po' veloce, ricchi commercianti, che però mantengono una, così è detto, miopia localistica. Quindi il vedere troppo il mondo locale, il mondo da loro più conosciuto, quando in realtà il Veneto, come il nord-est, il nord Italia, in genere l'Italia tutta, ormai un po' era da tempo entrata, insomma, in un meccanismo anche economico che guardava oltre il locale. E questo un po' frena un po' questo sviluppo economico, anche se troviamo effettivamente una miriade, una pletora di attività, opifici per tessuti pregiati, probabilmente che già si ereditava anche dall'epoca precedente, pellicciai, cioè davvero a un certo momento mi ero messa a fare l'elenco di tutte queste attività perché erano davvero tante e anche molto differenziate tra di loro, e quindi si percepisce, si capisce proprio da questa lettura che c'era un'attività economica non solo forte, ma anche diversificata, ma tantissimo in questo. E allora andiamo a vedere anche, riusciamo a vedere nell'ultima parte, dal 1797 al 1820 in particolare, cosa è cambiato in questi 20 anni, i primi 20 anni dalla caduta appunto di Venezia fino al 1820 sono degli anni che ci danno anche degli eventi e dei dati interessanti da osservare. Il primo fra tutti, ritornando a come ho aperto appunto questo mio primo intervento, è quello che riguarda proprio la superficie agraria ed è un dato incredibile. I patrizi veneziani di quest'area sono partiti ad avere un terzo di quella che è, a possedere un terzo della superficie agraria. Nel 1820 ne posseggono un decimo. E questo è un dato molto forte. Quindi è una riduzione notevole, ci fa proprio capire quanto questi 20 anni, questi primissimi 20 anni siano stati davvero
incredibili proprio per cambiare quelli che erano i valori economici di questo territorio. E poi ci sono anche molti piccoli dettagli, viene introdotto lo Stato civile nel 1806, inizia una indagine statistica e noi sappiamo come storici che ogni volta che ci troviamo di fronte all'inizio di un'indagine statistica significa che c'è la percezione da parte di chi ha governato che c'è bisogno di conoscere il territorio, no? Io inizio un'indagine perché voglio saperne di più, voglio capire di più, voglio capire quali sono i miei cittadini, i cenedesi di prima, va bene, voglio capire cosa fanno, come vivono, la loro quotidianità, voglio cercare di avere più informazioni possibili e poi questa stessa indagine statistica, non a caso, sarà poi la base dell'inchiesta austriaca del 1826-27, no? E in particolare da queste indagini, oltre a darci per fortuna anche molti dati sui quali poi riusciamo e possiamo costruire la storia di questi anni, ci fanno capire anche come il passaggio da questa prima dominazione austriaca, che quindi va dal 1897 al 1805, il passaggio al Regno d'Italia, che poi coprirà solo gli anni dal 1805 al 1814, vede però una costante, che è il rapporto con la Chiesa. Il rapporto con la Chiesa non cambia, rimane lo stesso, proprio perché si riconosce il valore e l'importanza di continuare a mantenere con la Chiesa un rapporto positivo, soprattutto anche proprio per la città, per lo sviluppo del territorio stesso, anche se purtroppo ci si scontra con inevitabilmente quello che è il passaggio al demanio dei beni ecclesiastici ed ovviamente insomma, siamo nel 1806, questo è un momento un po' difficile per il mondo ecclesiastico. E ancora ci avviciniamo a quelli che saranno poi i moti del 48 e ci avviciniamo come? Prima del 48 abbiamo un nuovo catasto, quindi abbiamo detto ancora una volta il territorio interessa e bisogna studiarlo e bisogna capirlo. Da quella che era stato questo passaggio della proprietà arriviamo al catasto, bisogna capire chi sono i proprietari, no? Dobbiamo anche tassarli questi proprietari e questo catasto viene vissuto, soprattutto dopo i moti del 48, e letto come una punizione proprio nei confronti degli abitanti di questi luoghi del Trevigiano per aver appunto sostenuto i moti del 48. Quindi quella che dovrebbe essere una normale legge, una normale richiesta insomma, di tassazione, in realtà viene letta in modo negativo, cioè siamo puniti per aver partecipato ai moti del 48. Purtroppo l'agricoltura in questo periodo vive anche dei momenti molto difficili, lo vedremo, lo citerò anche successivamente, l'industria serica sarà duramente colpita da quella che è l'atropia del bacco da seta nel 1850, lo stesso i vigneti dalla critogamica nel 1852, quindi da una parte la ritorsione fiscale, dall'altra degli importanti eventi disastrosi, in questo caso insomma infezioni dei vigneti e dei gelsi causano dei seri problemi per l'agricoltura dell'epoca, a cui si somma poi il colera, 1836-1848. E mi è piaciuto il momento in cui si parla di questa infezione colerica con il riferimento al nascere dei cimiteri. Ed è una cosa singolare, cioè come un evento pestilenziale di questa natura viene letto anche attraverso il modificarsi della stessa situazione urbana, no? Della gestione della città, perché nascono due cimiteri, quello di Ceneda e quello di Sant'Andrea, proprio in risposta a questo. E poi per chiudere questo Ottocento c'è un altro episodio che mi ha fatto sorridere, cioè in seguito alla vittoria di Sadova, la sconfitta austriaca, la vittoria della Prussia, c'è un giubilo insomma, a Ceneda, perché appunto si pensa che tutto è finito, si appende il tricolore sul monte altare, vengono abbattute le aquile bicipiti e quindi grande felicità, ma era troppo presto, insomma, no? La notizia non era ancora giunta, evidentemente il tweet non aveva funzionato, per cui tutti coloro che si erano impegnati in questo tumulto di gioia vengono incarcerati o addirittura multati, insomma. E poi arriveremo al momento in cui si parlerà di questa unione. No? Sì, l'unione, appunto questo è un momento, come dire, un momento di palingenesi in qualche modo, no? per Ceneda Serravalle, nel senso che con l'Unità d'Italia si arriva
a unire i due centri, non so, che cosa ci dice a questo riguardo? Io ho trovato in un saggio che addirittura la prima volta in cui si parla, c'è una proposta di unione tra questi due centri, risale già al giugno del 1797. Una prima seria proposta, insomma, di unire sotto l'egida di Treviso questi due luoghi distinti, che però naufraga. E bisognerà, quindi parliamo di giugno ed era già un momento che era successivo al terribile giorno, no? Che era il 12 maggio, quando appunto era caduto il patriziato. Siamo a giugno e seguiva già il momento in cui si erano formate le prime municipalità, quindi poteva essere anche quella un'occasione, però era ancora troppo presto. Era troppo presto e dovettero passare appunto quasi 70 anni. Siamo nel 1866, 23 agosto 1866, quando i consigli comunali di Ceneda e Serravalle votano positivamente, insomma, per l'unione dei due paesi, dei due, non so, distretti, nuclei possiamo chiamarli, dei due nuclei. E successivamente nel novembre c'è la nomina del sindaco, una figura che ho capito, insomma, essere stata molto importante, molto rilevante proprio per lo sviluppo di questo nuovo paese, di Vittorio, il sindaco Francesco Rossi, che attende pochi giorni dopo la visita del re, il 15 novembre, per chiedere ufficialmente ed essere autorizzato di poter dare il nome a questo nuovo centro di Vittorio. Per avere poi il termine Veneto bisognerà aspettare il 1923. E da lì si rafforza però, se ho ben capito, ancora di più questa relazione del doppio che viene sottolineata anche dall'autore Castro, dallo scrittore Castro, no? Questa costante relazione con il doppio, questa difficoltà in parte di avere un'unione vera, un'unione forte. Io forse appunto non conosco bene questo paese come forse lo conosci tu, insomma, in parte, però io trovo che comunque un'unione c'è, perché le attività vedo che dialogano tra di loro, non c'è una netta divisione tra ciò che avveniva a Ceneda, a Serravalle. Mi sembra, almeno da quello che ho potuto leggere, che comunque ci fosse un'unione, forse non politica, forse non così marcatamente amministrativa, chiara, però o almeno il libro è riuscito ad unire forse oggi quello che ancora era diviso. Interessante, perché diciamo che è l'unione perfetta dal punto di vista di un medievista, perché viene unita la dimensione urbana di Serravalle alla identità cittadina della sede episcopale, cioè è quello che è la quadratura al cerchio per il Medioevo, no? Il vescovo deve stare in una città. Ceneda non è abbastanza città, Serravalle sì, si uniscono, solo che non siamo più nel Medioevo. E quindi, diciamo, con qualche secolo di ritardo si era arrivati a questo completamento, insomma, no? Che effettivamente è forse anche un completamento funzionale. Cioè, penso ad esempio al fatto che Serravalle, le attività economiche di Serravalle a cui hai fatto cenno, no? E che sono rilevanti, l'attività serica che parte a un certo momento è davvero importante, ma poi l'attività di produzione delle spade, perché erano famosissime dappertutto, le campane, no, di cui si parla, che girano l'Italia in qualche modo, no? Le campane forgiate qui, sono attività favorite anche dalla situazione morfologica, dalla presenza del meschio, per dire, no? Il meschio che divide a metà il borgo di Serravalle, il centro di Serravalle, ma che consente tutta una serie di attività molitorie, le gualchiere per la lana, i bergamaschi vengono qui a lavorare la lana, no? E vengono incentivati da Venezia per venire qua e lavorare i tessuti di lana, come spesso accadeva peraltro. E il meschio e la strada, no? La via d'Alemagna, che porta verso i giochi alpini, la Valle del Piave e così via. E il meschio che crea anche problemi. Nel 1521 una frana determina un'inondazione terribile di Serravalle e un'altra inondazione successiva induce a realizzare quei bellissimi, lasciatemelo dire, canali che si vedono a Serravalle, i meschiet, ho scoperto, non sapevo che si chiamassero così, che sono probabilmente molto funzionali dal punto di vista dell'assetto idrogeologico, ma sono esteticamente davvero un qualche cosa che rende quel centro già molto bello, unico, insomma, no? Quindi
si vede che ci sono tutti gli elementi che favoriscono l'attività produttiva, però la dignità di Ceneda come antichissima sede episcopale è quello che forse dà al centro veramente questo suo immagine davvero di città, insomma, ecco. Le attività economiche sono fiorenti per tutto il 400, per il 500, e poi forse col declino di Venezia conoscono anche loro un po' un declino. E il Novecento che cosa ci dice? Già il secondo Ottocento, insomma l'ultima parte dell'Ottocento secondo me segna un momento importante per lo sviluppo economico. È stato già appunto ricordato il valore del meschio proprio per le attività artigianali che erano legate a questo, cantieri, battiferro, gualchiere come dicevi tu prima, ma anche carrozze, filande, telerie, si lavorava alla canapa. E quindi da una parte il fiume che dà forza, che dà energia, no? Che è una risorsa energetica per tutte queste attività, e dall'altra, proprio alla fine dell'Ottocento, si comincia a parlare anche di ferrovia. E quindi un'altra linea, no? Un altro percorso, questa volta la ferrovia che doveva portare da Conegliano, attraverso il Cadore, doveva portare all'Austria, si realizza poi in realtà purtroppo un bypass, no? Da Treviso a Belluno, invece che passare per Vittorio, se ho capito bene, si passa per Feltre, e questa è un po' una delusione, una perdita anche di valore e di importanza. Però sulla città, sui tratti, in particolare Conegliano e Vittorio, si lavora molto, si lavora già nel 1879, e singolarmente è una società importante quella che che realizza questa linea. È la società Breda, quella di Vincenzo Stefano Breda, la famosa società veneta, ed è quindi una società che era già impegnata e che aveva già avuto numerose occasioni per manifestare la sua abilità, la sua capacità nella siderurgia, ma anche nella costruzione proprio delle vere e proprie carrozze. Ci sono delle immagini bellissime delle carrozze ospedale della società veneta che abbiamo noi a Ponte di Brenta, dove c'era la Villa Breda. Quindi alla stessa società Breda viene poi anche commissionato un vero e proprio contratto da parte del sindaco proprio per la realizzazione degli edifici pubblici. Qui siamo già nel 1880, quindi questo forte legame, insomma, tra quelle che erano le società più in voga allora, all'epoca, e più forti, più sicure, che davano più garanzia, e lo sviluppo proprio urbano di questa città. Ed è bello però, secondo me, ricordare, e gli autori di questo volume lo hanno fatto in più occasioni, quanto parallelamente a questo sviluppo industriale, sviluppo economico, procedesse anche con una particolare attenzione per l'istruzione, per le scuole. Si sviluppano scuole serali, nascono scuole serali, scuole festive, scuole agrarie, scuole di disegno applicato all'industria, e non credo che questo sia poi una cosa così diffusa, insomma. Ed è significativo, lo ritroviamo appunto come ci fosse questa attenzione, si capisse quanto fosse importante formare i giovani, in questo caso, e prepararli proprio per quello che doveva essere la maturità di questa giovane cittadina di questo nuovo paese. Quindi già in questo periodo si conta molto su questo, si conta e si cerca di sostenere anche le nuove attività, si cerca di promuoverle già nel 1861, è una data importante. Ho avuto modo di studiare le esposizioni nazionali e non era poi così facile entrare in un'esposizione nazionale, e invece la calce idraulica, lo stabilimento per la calce idraulica proprio di Serravalle, viene premiato all'Esposizione Nazionale di Firenze del 1861, e questo è un grande riconoscimento, proprio il prelievo poi di queste dalle colline ricche di roccia calcarea e la costruzione, la produzione, scusate, di questa calce idraulica è importante, ed è legato poi allo sviluppo dei cementifici e tutte le altre produzioni che qui troviamo. E però insomma, ci sono anche altre produzioni oltre a queste serie. Io non ho potuto non notare l'elisir di vino Raboso, che spero che ancora si produca, che magari non sarebbe male assaggiare, come l'Amaro Vittorio, si fanno ancora, non lo so, e poi anche la conserva di lampone del Bosco del Cansiglio, non è proprio... Comunque una serie di attività, moltissime, proprio sarebbe impossibile elencarle tutte, il negozio di cappelli, il caffè Marchetti, quindi verso la fine del Novecento, verso la fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento, c'è proprio una ricchezza di tutto, di liquori, di prodotti, appunto da quelli più industriali a quelli meno industriali. Arriviamo al 1911, dove nel censimento appunto proprio di quell'anno, Vittorio
viene citato come tra le 11, forse l'11ª, non lo so, ma tra le 11 città più importanti del Veneto. E quindi possiamo dire che che abbia raggiunto davvero un momento importante. E anche, ultimo ma non ultimo, abbiamo parlato dell'istruzione, però cosa manca anche a Vittorio Veneto? E questo il sindaco lo capisce. I contadini non si fidano delle banche. Non solo i contadini, non si fidano delle banche, non si fidano dei monti di pietà, e quindi il sindaco sostiene la nascita di una banca mutua popolare, garantita da lui stesso, immagino, garantita, no, dalla sua figura, e questo dà anche questo una possibilità, un'ulteriore spinta allo sviluppo economico. E comunque, insomma, la società, prima parlavamo nel Medioevo, però si capisce, si percepisce anche da molti aneddoti che sono riportati, da molti dati, che comunque è una società difficile, una società comunque complessa. 1876, ritorniamo indietro ancora di qualche anno, il 72% della forza lavoro è femminile, è una percentuale altissima, io sono rimasta davvero stupita da questa percentuale. Cioè, la forza lavoro 72% femminile, 12% bambini, quello che rimane un 16% è uomini. Quindi in questo caso abbiamo una società che, almeno nel settore lavorativo, è ancora abbastanza complessa, è ancora difficile da gestire. È una società che attraverserà, appunto, passerà dal lungo Ottocento al breve Novecento. Al breve Novecento. E così il Novecento naturalmente è anche il secolo come sapete, insomma, dell'epopea della Prima Guerra Mondiale. Noi qua ci troviamo sopra il museo della battaglia, insomma non entriamo neanche in questi dettagli perché anche un po' perché sono ben noti, insomma, perché questo aprirebbe davvero un altro capitolo e credo che, insomma, abbiamo cercato di dare un quadro secondo appunto le linee che noi avevamo un po' individuato, insomma, ma vi assicuro che nel volume potete trovare molto molto altro, e quindi noi davvero solo due cose sul Novecento, certo, proprio sì, velocissime, ma giusto perché è giusto dare merito anche agli autori. Io penso che in particolare io ho gradito moltissimo tutte le schede sulle famiglie, dedicate proprio alle famiglie vittoriesi, perché hanno messo davvero in risalto quanto ci siano tutti questi nuclei familiari che si sono impegnati davvero per promuovere la loro città. Non sono in grado di citarli, però Luigi Marchetti in particolare, gli stabilimenti dei bagni, quindi anche una promozione per il turismo che ora non avevamo ancora citato, ma che è fondamentale, e non solo, anche l'illuminazione pubblica, la linea telefonica, quindi una città davvero moderna, soprattutto nel corso del Novecento. Parallelamente, come già prima il mio collega ricordava, l'industria della seta, l'industria della lana, i cementifici, le centrali idroelettriche che avete avuto modo di vedere. E si arriva al Novecento, appunto non possiamo soffermarci su forse una storia che è già più nota di altre parti, però questo emergere anche di una consapevolezza politica, se vogliamo, no? Nasce addirittura il primo circolo socialista nel 1901 a Ceneda, ed è anche la maturazione di questa classe operaia in questo periodo, che poi ritroviamo anche come una classe che accompagna il fascismo, una classe, se ho ben capito, che si può definire afascista, cioè ha una posizione da una parte di inevitabile convenienza sociale e economica, se vogliamo, però non dimostra mai empatia, non dimostra poca partecipazione a questo movimento, e in qualche modo ne esce poi con una forte adesione alla resistenza. Abbiamo 3 brigate partigiane che porteranno poi alla medaglia d'oro al valore di questa città, e che quindi è giusto ricordare. Va bene, noi chiudiamo qua. Forse spegniamo noi. Ah, sì.
Grazie. 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 Bellissimi, Grazie. Volevo ringraziare il professor Canzian, professoressa Novello per questa bellissima lezione e anch'io sono innamorata dei processi, quindi sono anch'io sulla stessa posizione. La moglie del professore. Ecco. Ecco, io volevo dire soltanto una cosa prima di lasciarvi, che oggi consegniamo alla città un volume di storia importante, completo, aggiornato, personalmente mi ha vista coinvolta fin dal primo momento, quindi dal momento in cui l'abbiamo pensato. Mi piacerebbe che ci fosse un momento di confronto a valle di tutto questo, quando sarà stato digerito, letto, eccetera, anche per capire se ci sono dei desiderata da parte della città, se possiamo integrare, se possiamo sviluppare, se possiamo raccontare qualcosa di nuovo. Grazie a tutti, buonasera.